Professor Marchiol, il vostro tavolo sta lavorando invece ad una proposta concreta, progettuale che interessa l'area di Tor Viscosa. Sì, l'area di Tor Viscosa è un'area molto problematica dove problemi che risalgono a molto tempo fa si stanno concentrando in un tempo molto compresso. Ci sono dei gravi problemi di inquinamento, noi stiamo cercando di sviluppare insieme alla Regione e all'ARPA un progetto che potrebbe svilupparsi attraverso l'applicazione di piante, vegetazione, per concorrere alla risoluzione di problemi di questo tipo con dei costi molto bassi e con un progetto che vada, governato nel tempo. A che punto si trova questo progetto nel suo iter? Il progetto si trova in una fase molto iniziale, nel senso che stiamo cominciando a discutere con diversi soggetti, con l'ARPA, con la Regione, con la stessa Caffaro e con l'amministrazione comunale. La situazione al momento è molto complessa perché ci sono ancora delle inchieste giudiziarie in corso, c'è un processo fallimentare della vecchia SNIA e quindi al momento non è possibile immaginare un'operatività, però stiamo ragionando sulla presentazione di un progetto europeo per poter ricavare anche delle risorse per poter sviluppare questo progetto nei prossimi anni. Quindi Tor Viscosa avrà un futuro radioso? Noi speriamo di sì, e anche il territorio certamente sì.